Investire nel territorio durante gli anni del Covid è un vaccino per l'economia. Farlo abbinando innovazione e nuove opportunità occupazionali è una sfida vinta già in partenza. Brazzale, la più antica azienda casearia italiana, apre a Cogollo del Cengio la più grande struttura al mondo completamente automatizzata per la stagionatura del formaggio. Abbiamo finalmente una struttura che è, diciamo che è proporzionata alle dimensioni della crescita che stiamo avendo. Poi noi confidiamo di avere un grande controllo del processo di stagionatura e di conseguenza di riuscire a migliorare il prodotto e ad avere molte più informazioni durante la stagionatura. Innovazione e tradizione come si sposano con questo nuovo progetto? La tradizione è innovazione continua, è tenere il meglio e continuare a cercare cose migliori e poi scartare ciò che non è più tanto buono come ciò che si trova, come questo magazzino che rispetto ai nostri magazzini vecchi tradizionali, anche quelli più recenti, questo è veramente una rivoluzione. Rivoluzione che in questo caso è duplice: da un lato si eliminano i corridoi nei magazzini, dall'altro ci si affida a navette e antropomorfi per un controllo costante sulla stagionatura delle oltre 250.000 forme che verranno conservate all'interno degli 8.000 metri quadrati del magazzino a bassissimo impatto sull'ambiente. Il clima della Valdastico farà il resto. Un po' come aver portato i bambini in colonia, qui siamo vicini alla villa di Fogazzaro, noi ci aspettiamo che il nostro formaggio esca dalla stagionatura come masseriette rosse, come i bambini quando venivano presi dai genitori nelle colonie di montagna.